Buon pomeriggio qui in sala a Venezia e alle sedi collegate di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza. Ringrazio per essere intervenuti, ringrazio i tutor dove sono presenti e iniziamo questa terza parte, diciamo, dell'attività che abbiamo fissato per quest'anno. Questa attività, riflessione sull'insegnamento delle scienze, ha visto diversi temi, ma sostanzialmente i temi più importanti sono quelli legati all'evoluzione biologica. E per quello di cui parleremo oggi, ovviamente c'è un precedente, cioè nei filmati e nei PowerPoint che trovate nelle lezioni sono in questi incontri dell'anno scorso, c'è un legame assolutamente necessario, cioè quelli sono il presupposto di questi. Questo perché? Perché l'evoluzione è l'idea centrale della biologia attuale e nessun fenomeno biologico può essere compreso se non in contesto evoluzionistico, e ve ne accorgerete poi anche da quanto vi dirò. Io ho scelto un argomento che probabilmente è molto lontano da quello che uno possa svolgere a scuola, ma che comunque è importantissimo per la conoscenza, cioè per il bagaglio di conoscenze che l'insegnante attuale oggi può e deve avere. Perché in questo campo sono avvenute delle trasformazioni, dei progressi nella conoscenza che erano assolutamente impensabili già qualche anno fa. Veniamo. Allora, io ho articolato questa cosa iniziando intanto a che cosa vuol dire popolazioni umane naturali. Popolazioni umane naturali oggi ce ne sono pochissime rimaste, perché quasi tutte le popolazioni, anche quelle cosiddette naturali, vivono in un ambiente parzialmente artificiale. Però facciamo una riflessione su questo. Cosa vuol dire una popolazione umana naturale? Una popolazione in cui c'è un'altissima mortalità perinatale e postnatale a causa delle più banali infezioni, mortalità infantile molto alta, vuol dire intorno a qualcosa come il 6%, il 10%, anche più qualche volta, soprattutto per infezioni per parassitosi. Ecco, il nome parassitosi per noi è una cosa quasi sconosciuta, cioè sì, qualche bambino a scuola elementare prende i vermi, ma insomma certamente non ci sono più, per esempio, le parassitosi da ascaridi, che erano molto frequenti anche nelle campagne qui del Veneto, ancora nei primi del Novecento. A causa dell'iponutrizione nelle società, nelle popolazioni cosiddette naturali, la maturazione sessuale avviene molto tardi, e questo è un altro elemento importante, perché invece l'età del menarca è via via si è abbassata. Oggi credo che ci siano anche dei bambini che hanno la prima mestruazione intorno ai 9 anni, insomma. Quindi invece nelle popolazioni naturali avveniva molto tardi la maturazione sessuale e la prima gravidanza era praticamente subito dopo la manifestazione di maturità sessuale. L'allattamento prolungato in condizioni di iponutrizione inibisce l'ovulazione e quindi la successiva gravidanza dopo la prima coincideva con il periodo di svezzamento del precedente nato. E in generale in queste società c'è una cadenza di gravidanze, nascite, allattamento, gravidanze e nascite, e una donna riusciva ad avere 5-6 figli, dopodiché moriva. E d'altra parte la mortalità generale, cioè sia degli uomini che le donne, nelle popolazioni umane naturali, arriva ai 35-40 anni. Era rarissimo che un uomo arrivasse oltre i 60 anni. E bisogna capire che anche nelle società dell'Ottocento, per esempio, se voi fate attenzione, dove ci sono dei cimiteri storici, molte delle città come Venezia, Padova, insomma Vicenza, Verona, hanno dei cimiteri che hanno una zona storica, se uno va a vedere l'età di morte, tutti intorno ai 50. Rarissimi erano i casi di persone che vivevano molti anni in più.
Quindi è una società, quella delle popolazioni umane naturali, molto diversa dalla nostra. La selezione naturale opera, questa è la regola, sulla variabilità genetica esistente in ogni popolazione. Interessante però puntualizzare che agisce in ogni generazione solo nel periodo che va dal concepimento alla riproduzione. È lì che batte la selezione, non dopo. Cioè tutto quello che noi abbiamo dopo è il risultato di quello che abbiamo ricevuto come pacchetto dalla selezione fino a quel momento. E nelle popolazioni attuali l'intervallo di generazione corrisponde a circa 25 anni. Questo è abbastanza vero anche adesso, forse un po' allungato nelle società industrializzate, perché ci sono alcuni che hanno dei figli molto più avanti dei 25 anni. Altro elemento importante da ricordare è che sono trascorse soltanto 1400 generazioni dagli Homo sapiens che hanno colonizzato il territorio europeo, quindi circa 40.000 anni fa, ad oggi. E questo tempo genetico, intendo tempo genetico, il tempo delle generazioni, cioè quante generazioni ci sono state da 40.000 anni fa adesso, corrisponde a quello di 30 anni di una popolazione di drosofila. Quindi questo è interessante capire che l'evoluzione ha dei ritmi che sono scanditi dalle riproduzioni, quindi dal numero di generazioni. Un organismo che fa tante generazioni in poco tempo chiaramente evolve più rapidamente. Questo deve essere chiaro, diciamo, anche ai ragazzini che se si chiedono l'evoluzione, perché in organismi che hanno un intervallo di generazione molto lungo, l'evoluzione non si può vedere, però in altri casi si può studiare e anche documentare, quando ci sia un breve intervallo di riproduzione. Tipico, per esempio, il discorso degli batteri che, arrivati diciamo, alla comparsa degli antibiotici, hanno cominciato a essere selezionati per la resistenza agli antibiotici, e oggi abbiamo un problema serissimo che ci sono alcuni batteri con i ceppi che sono resistenti a praticamente tutti gli antibiotici finora sperimentati. Ecco, questi sono due, insomma, quella che voi vedete alla vostra sinistra è una piramide in realtà, ma quell'altra non è certamente più una piramide. Quindi questo è uno schema della stratificazione delle età in una società, diciamo, rurale e industriale, che era quella dell'Algeria del 1954, quindi Algeria sotto i francesi, e quella della Svezia del 1956, che era già una società molto più articolata, con maggiori provvidenze, diciamo, una buona sanità, eccetera, eccetera. Se noi facessimo oggi la stratificazione di età della popolazione italiana, avreste quasi una piramide rovesciata, cioè pochi nati e poi via via un numero molto elevato di vecchi. Di vecchi, si intende vecchi dai 75 in su, perché prima sono anziani, no? Si dice, ma comunque, vabbè. Perché poi ci sono i giovani vecchi, i vecchi giovani e poi i vecchi vecchi, insomma. Va bene, andiamo avanti, scusate la battuta. Comunque, diverse condizioni ambientali intendo, diverse pressioni selettive e diversa la struttura della popolazione, perché è chiaro che dove c'è un restringimento dalla base verso l'alto, vuol dire che c'è una forte selezione nelle età infantili. Vedete che sostanzialmente c'è un restringimento tra i 15 e i 19, quindi infantili, insomma, infantili e adolescenziali. Quindi vediamo che cosa possiamo dire al riguardo. L'uomo attuale è prodotto dalla sua storia evolutiva nel suo ambiente fisico, chimico e biologico. Attualmente la nostra specie è diffusa su tutto il pianeta, su questo non ci piove, occupa una varietà di ambienti molto diversi per quanto riguarda i parametri fisici, chimici e biologici. Tutte le popolazioni, nessuna esclusa, hanno modificato il loro ambiente e hanno sviluppato adattamenti tecnologici. Anche gli indigeni dell'Amazzonia hanno dei trucchi tecnologici, cioè hanno gli archi, hanno
che ne so, le frecce avvelenate, eccetera, eccetera, per sopravvivere per cacciare ovviamente, per sopravvivere in condizioni sfavorevoli. Non se ne parla, che ne so, di quelli che vivono in Lapponia, che allenano le renne, che hanno quelle specie come si può dire, di abitazioni fatte con una specie di tipì di legno e di frasche. Attualmente le condizioni di selezione sono molto diverse in popolazioni diverse. Per esempio, in alcune popolazioni, quelle che sono più, diciamo, cioè meno vicine alle popolazioni industrializzate, resistenza ai parassiti e alle infezioni, perché quelle che noi chiamiamo condizioni igieniche sono spaventose. In altre invece, le nostre, selezione per la resistenza agli effetti tossici e cancerogeni di molti composti chimici. È brutto dire, ma il fatto che ci sono molti bambini ammalati di cancro, che muoiono di cancro, è un segno di questo aspetto. Insomma, chiaramente c'è una maggiore o minore vulnerabilità distribuita come predisposizione genetica, e poi ovviamente l'esposizione, che può essere variabile da individuo a individuo. Però insomma, su questo vale la pena di dire qualcosa. Torniamo indietro a questa immagine, da dove veniamo. Cioè, questa immagine è stata presa l'ho presa da un testo, ma non è citato in questo schema un dato nuovo, che oltre che l'Homo sapiens, Neanderthalensis, Floresiensis, c'è anche un altro che si chiama Denisova, di cui parleremo più avanti. La cosa interessante è che concetto oggi ormai acquisito, su cui non si discute, è che c'è stato un periodo in cui sulla faccia della Terra c'erano 4 tipi di Homo, 4 tipi, cioè Homo sapiens, Neanderthal, che ha convissuto con Sapiens anche negli stessi posti a lungo, e poi Floresiensis, che è il famoso uomo hobbit che hanno chiamato, un omino di 1,5 metri di altezza, vissuto nell'isola di Flores. Hanno trovato lì i resti nell'isola di Flores, che è in Indonesia. Ecco. Allora, è chiaro che tutti questi tipi di ominidi derivano da una radice che probabilmente è tra Erectus e Antecessor, come vedete, e poi ci sono differenziazioni diverse. Comunque, l'importante è che c'erano 4 tipi di Homo. Di questi alcuni sono di fantasia. L'Homo sapiens che vedete lì è semplicemente un disegno, l'Homo floresiensis altro disegno. Invece l'Homo neanderthalensis è interessante perché forse sapete che ci sono alcuni che hanno applicato un metodo per la ricostruzione in medicina forense, per la ricostruzione della faccia a partire dal cranio. Siccome sul cranio si vedono i punti di attacco dei muscoli, si può, in base alla profondità dei punti di attacco, stabilire quanto muscolo c'è e quindi ricostruire sul teschio, non sul teschio vero, ma sul modello del teschio, si può ricostruire la faccia. E questo una volta serviva anche per identificare delle persone di cui è rimasto solo il cranio e non si sa chi sono. Adesso si fa anche col DNA, ma bisogna sapere più o meno dove andare a cercare, ma per creare una faccia, diciamo. E in questo caso hanno preso 2 scheletri, 2 crani di Neanderthal, e hanno ricostruito la faccia. Ma ce ne sono altri di questi, come ne vedremo anche dopo un altro. E sorprendentemente sono persone che potrebbero camminare per la strada, insomma, cioè non sono hanno i capelli rossi, hanno carnagione chiara, insomma, sembrerebbero irlandesi, tanto per dire, insomma. Ma comunque, vediamo un po'. Ecco, è un discorso generale. I dati paleontologici suggeriscono che Homo sapiens abbia avuto origine in Africa orientale, che è la culla, diciamo, di tutte le umanità, diciamo di tutte le umanità, perché non ce n'è una sola. E questa è avvenuta una radiazione
negli ultimi 100.000-150.000 anni, in due ondate successive, la prima verso l'Asia meridionale, nel Paleolitico medio, che ha raggiunto l'Australia circa 50.000 anni fa. La seconda ondata, invece tardo Paleolitico, è penetrata in Europa e nell'Asia orientale e ha raggiunto l'America del Nord circa 30.000 anni fa attraverso lo Stretto di Bering, cioè attraverso tutta l'Asia e poi lo Stretto di Bering che era ghiacciato e il passaggio. E poi sullo stesso Stretto di Bering c'è stata una successiva ondata di migrazione che ha raggiunto il continente nordamericano circa 13.000 anni fa. Quindi siamo tutti fratelli, c'è poco da fare, inutile che ci si inventi qualcosa. La cosa interessante che è venuta fuori adesso è questa. Ricordate che io vi ho parlato dell'importanza del genoma umano, eccetera, eccetera. Una delle cose più strabilianti che è venuta da avere in mano il genoma umano e poterlo confrontare è stata la comparazione con DNA di residui fossili, cioè di uomo. Quindi, prima cosa che è stato fatto è il Neanderthal. Cioè, siccome dentro ai denti si conserva nella polpa abbastanza DNA da poter essere esaminato ed è protetto, quindi praticamente non è decomposto, si può ovviamente tirarne fuori sequenze anche molto lunghe, si mettono in questi database e poi si confrontano, al punto tale che aggiungendo un pezzo all'altro, 2 pezzi, 3 pezzi, 4 pezzi, insomma, se ne fa un intero genoma, cioè è stato ricostruito l'intero genoma di Neanderthal e quindi è stato possibile confrontare il genoma di Neanderthal con il genoma umano, fare tutte le comparazioni che si fanno ovviamente al computer queste cose. E è stato dimostrato quindi che Homo sapiens e Neanderthal condividono dei bei pezzi e che derivavano tutti e due da un lontano progenitore. Ma la cosa interessante ancora di più è stato che è stato dimostrato che c'è stato un incrocio, cioè numerosi incroci tra Sapiens e Neanderthal. Tutte queste storie di Sapiens che ha ammazzato il Neanderthal, che Neanderthal è scappato, che queste, tutte fiabe insomma. La cosa interessante è questa, che non solo c'è stato questo interbreeding, questo incrocio tra Sapiens e Neanderthal, ma c'è stato 2 volte nell'ambito del Medio Oriente, cioè una prima volta quando è uscito Sapiens dall'Africa e ha trovato i Neanderthal, e una seconda volta più tardi dove è avvenuta la colonizzazione di Sapiens dell'Europa. In realtà poi c'è stato anche un incrocio con l'uomo di Denisova, che come vedete voi è praticamente una zona che attualmente appartiene alla federazione russa, e lo vedete qui, è nella zona diciamo molto a oriente. Allora, questa comparazione ha dato luogo a una serie di dati assolutamente nuovi. Allora, i rami filogenetici degli esseri umani moderni e di Neanderthal si sono separati molto anticamente, circa 430.000 anni fa, secondo i reperti fossili di un sito in Spagna, e tra 550.000 e 765.000, secondo invece altri dati che sono derivati da resti scoperti sulle montagne dell'Altai. Più recentemente, tra 381.000 e 473.000 anni fa, ovviamente le datazioni sono molto così, ampie, perché le datazioni come si fanno? Si fanno guardando gli strati dove sono trovati i resti, quindi sono datazioni basate sulla geologia, quindi sono basate sul radiocarbonio, queste cose qui, ma non sono ovviamente, non possono essere precise. Comunque più recente sembra invece la divergenza tra l'uomo di Neanderthal e l'uomo di Denisova, altra specie estinta secondo le stime basate sui reperti disponibili. Quindi dopo essere state a lungo separate, le popolazioni Sapiens e di Neanderthal sono entrate in contatto tra i 47.000 e i 65.000 anni fa e gli incroci hanno lasciato una traccia evidente. Eccolo qua.
un 20% del genoma di Neanderthal è riconoscibile negli individui di popolazioni attuali non africane, quindi gli europei e gli asiatici, anche se ciascuno di noi non ne possiede più del 4%. Cioè noi tutti abbiamo dei pezzi neandertaliani. Analizzando l'intero genoma di 379 soggetti europei e 286 dell'estremo oriente, si è scoperto che il contributo del DNA neandertaliano è sistematicamente maggiore negli orientali. In media ce n'è un 25% in più del 4%, diciamo. Quindi un pochino di più. E la cosa interessante è che la spiegazione di questo è che l'apporto genetico di Neanderthal al Sapiens sia avvenuto in due momenti diversi. Prima, subito dopo la migrazione dei Sapiens fuori dall'Africa, come avevo detto, e che sarebbe quello che in alto lì, vediamo se riesco, no, non riesco a farlo con la freccia. Beh, comunque vedete dove c'è quella specie di barra trasversale. E la seconda ovviamente, più tardi, quando viceversa già le popolazioni di sapiens europei e asiatici si erano separate, e allora naturalmente c'è stato un ulteriore apporto di Neanderthal e adesso dico anche di Denisova sulla popolazione asiatica. Ecco, le varianti geniche sarebbe meglio dire, perché sono alleli, non neandertaliani. Tipicamente neandertaliani sono distribuiti in maniera non casuale lungo il DNA. Ecco, questa è una cosa interessante, non sono schizzate una di qua e una di là, cioè sono localizzate in certi posti e mancano in certi altri. Quindi si suggerisce che siano avvenuti siano stati dei meccanismi di selezione contro alcuni geni, alcuni alleli incompatibili con quelli dell'Homo sapiens, cioè che hanno avuto sfavorevoli, che sono stati eliminati dalla selezione. C'è una elevata frequenza di geni neandertaliani nelle regioni cromosomiche che influenzano le caratteristiche della pelle e dei capelli e sono quelle anche dell'adattamento a un ambiente ostile. Per esempio hanno alleli che controllano la reazione allergica ai parassiti, per esempio, e altri che governano per esempio la rapida coagulazione del sangue. Quindi questo diciamo, ha senso, no? Cioè che questi vivevano in condizioni i Neanderthal molto più ostili di quanto non fossero i Sapiens. Vabbè, ecco qua, questa è un'interessante cosa perché la bambina, questo è uno scheletro che è stato trovato a Gibilterra, hanno ricostruito anche la faccia della bambina. La signora invece è sempre quella che avete visto prima, non molto attraente, ma insomma con l'aria decisa. In carriera forse era, no? La riprova dell'attitudine incrocia sapiens neanderthalensis, ecco qua, ma uno dice ma come mai, che prove ci sono? So? È che anche in una Neanderthal, una femmina Neanderthal, vissuta 50.000 anni fa, è stata trovata la presenza di percentuale variabile tra l'1 e il 71% a seconda dei pezzi esaminati di sapiens. Quindi è stato reciproco, perché a un certo punto c'era il mistero, come mai non si trova un DNA mitocondriale umano nei Neanderthal, eccetera, eccetera. Ecco, certamente c'è stato, poi siccome erano pochi, ovviamente quelli che avevano l'attuale nostro DNA mitocondriale sono andati persi, cioè bisogna trovarne degli altri per poter dire qualcosa di più. Comunque sicuramente c'è stato questo incrocio che ha generato ibridi viventi, perché noi deriviamo da quelli, insomma. E se si potesse dire una cosa in più è che tutto sommato gli unici sapiens veri sono gli africani, perché gli altri sono stati come si può dire, no? Mischiati in qualche modo con i Neanderthal. Vabbè, insomma, poi anche su questo voglio dire qualcos'altro perché le nostre conoscenze sono incomplete e per esempio facendo l'analisi del DNA dei boscimani e confrontandoli con questi Neanderthal non hanno niente in comune, quindi proprio Neanderthal non c'era in Africa, però ci sono dei tratti di genoma che potrebbero essere di un altro antenato che noi non conosciamo. Quindi ne vedremo delle belle insomma, a questo proposito. Una cosa che mi sono permesso di mettere qua
è una cosa che spesso non crea dei problemi. Come hanno fatto a passare questi individui che andavano a piedi per esempio a colonizzare, che ne so, la Nuova Guinea, l'Australia, eccetera? Bisogna pensare che nei periodi delle glaciazioni il livello dei mari era molto più basso e quindi tutto ciò, per esempio tra la Sicilia e l'Italia, si camminava tranquillamente, non c'era acqua. Cioè, la differenza di livello del livello del mare, insomma, l'apertura degli oceani era di circa 100 metri. Quindi potete immaginare che il mondo era completamente diverso. Ma qui si vede come si è potuto praticamente passare con piccoli bracci di mare che si potevano fare anche a nuoto, insomma, da una parte all'altra. E vedete anche in mezzo qui, vedete sulla linea più bassa di rosso c'è Lombok, poi Flores, quella è l'isola di Flores dove è stato trovato Homo floresiensis. Quindi, insomma, si andava a piedi e l'uomo andava dappertutto. Poi la popolazione del pianeta. Secondo stime attuali, 300.000 anni fa la popolazione del pianeta era costituita probabilmente da 1 milione di individui in tutto. In tutto. Sono stime, queste qua non dovete prenderle come oro colato. Nel Mesolitico, 10.000 anni fa, la popolazione probabilmente è salita a oltre 5 milioni e quando arriva il Neolitico, 6.000 anni fa, spaventosamente aumentato, 85 milioni. Cioè, ovviamente che cosa fa la differenza? Poter mangiare. Già 2000 anni fa la nostra specie era distribuita su tutti i continenti e nel 1800 aveva superato i 900 milioni, nel 2015 superato i 7 miliardi. Ecco, tra le popolazioni umane oggi esistenti ci sono forti eterogeneità di condizioni fisiche e biologiche, come abbiamo già detto. E questo, ma per quanto riguarda le condizioni chimiche dell'ambiente, è interessante quello della diversa tensione di ossigeno in relazione all'altitudine, alle diverse concentrazioni di inquinanti chimici nell'acqua, nell'aria e nei cibi. Ma vediamo poi insomma, le condizioni biologiche e gli organismi patogeni che sono distribuiti. I patogeni sono non soltanto i microrganismi, i virus e batteri, ma anche ovviamente parassiti anche di certe dimensioni. La malaria è il parassita più diffuso in assoluto. E le differenze economiche sono importanti, si riducono in termini biologici una diversa possibilità di ridurre la mortalità perinatale infantile. Infatti, dove c'è una mortalità perinatale infantile è perché esiste una carenza igienica che comincia soprattutto dal separare le acque bianche con le acque nere. Una cosa che potrebbe essere fatta e che non viene fatta è quella di insegnare nei villaggi africani a separare le acque bianche dalle acque nere, cioè usare l'acqua in un certo modo e tenere lontano la contaminazione fecale. Questo avrebbe un risultato enorme in termini di qualità di vita e di sopravvivenza. Vabbè, qui si aprono dei problemi, cioè anche delle considerazioni molto, molto crudeli, insomma, molto spesso il mondo occidentale non si dà da fare in questo senso, e anche con gli aiuti, eccetera, per non far crescere la popolazione dell'Africa. Questo è poco da fare. Cosa terribile. Esempi di adattamento genetico. La popolazione si adatta non soltanto in termini di adattamento tecnologico, ma anche genetico. Ho detto l'altra volta qualcosa sulla malaria, questo sapete già tutto, quindi ma lo dico come esempio. Meno forse sapete dell'adattamento all'ipossia ipobarica, quindi l'ipossia di alta quota. Ci sono popolazioni umane che vivono stabilmente in alta quota, in Himalaya tra i 3.500 e i 5.500 metri sul livello del mare, nelle Ande tra i 3.500 e i 4.500 e in Etiopia tra i 3.500 e i 4.000 metri. Un atto respiratorio a 4.000 metri introduce il 38% in meno di molecole di ossigeno. E questo deficit di ossigeno che chiunque sia andato a 4.000 metri, insomma, a meno che non sia particolarmente dotato, ma non è questione di essere allenato, è questione proprio di fisico, cioè di dotazione di hardware,
si sente mancanza, cioè si respira in maniera accelerata, si fa fatica a compiere anche un passo e cose di questo genere. Comunque, a parte... pulsazioni, ecco, vede, lei che ha provato può testimoniarlo. A parte, io ho provato, c'era uno zaino addosso a 3600 metri, ma non so se fosse preso lo zaino, comunque facevo molta fatica, ecco. Forse era perché non era proprio giovanissimo. Va bene, a parte gli effetti su prestazioni muscolari e cerebrali, è cosa importante che in gravidanza l'ipossia ipobarica altera la circolazione materno-fetale e quindi si presentano seri problemi alla nascita in ambiente ipossico. Il bambino già nasce che in deficit di ossigeno, già nelle nostre cliniche ostetriche, figurate in alta quota cosa succede. E invece succede che in Nepal, nella popolazione nepalese che sta in alta quota, c'è meno mortalità infantile neonatale che non a Kathmandu. E quindi vuol dire che sono dotati, diciamo, di qualche caratteristica. Questi sono alcuni esempi. Quello a sinistra è un portatore nepalese e vedete porta qui un po' di carichi sulle spalle, sì, sono 60-70 kg dentro quelle specie di gerle. Questo invece è un andino e vedete subito la differenza che si nota. Gli andini hanno un torace possente, come un barile, a differenza invece degli Sherpa nepalesi che sono invece magri, magrissimi. E poi avete un altro invece che, questo è un etiopico, gli etiopici vincono tutte le maratone, perché? Perché il loro fisico funziona bene in ipossia. Quando tutti quanti hanno il debito d'ossigeno e quelli viaggiano meglio ancora degli altri, ma funzionano meglio. Ecco, quindi questa è una spiegazione del perché vincono. Insomma, La popolazione, ecco, l'adattamento delle popolazioni tibetane è verosimilmente diverso da quello delle popolazioni andine, perché quegli andini, risultano da popolazioni indigene che sono salite in altura in tempi molto più recenti, cioè circa al massimo 800 generazioni fa, contro le oltre 2000 generazioni delle popolazioni malayane. Perché? Perché per arrivare in Sud America, ammettiamo che siano discendenti di quelli dei primi che sono passati 35.000 anni fa dallo Stretto di Bering, lì si sono arrivati nella zona, diciamo, vicina alle Ande, al massimo 13.000, cioè al minimo 13.000 anni fa. Quindi è chiaro che l'adattamento è ben diverso da quelli dei grandi altipiani malayani, dove l'uomo era già lì 60.000 anni fa. Ecco, quindi questo è anche l'adattamento diverso, perché uno è l'adattamento fisiologico globale e l'altro invece è l'adattamento soltanto sulla capacità toracica, sulla capacità quindi polmonare. Ma ci sono altre caratteristiche morfologiche e fisiologiche selezionate in diverse popolazioni umane. La statura e il rapporto volume-superficie, cioè per dire, diciamo, dove ci sono popolazioni che vivono in ambienti freddi, pensate per esempio agli Inuit, sono tutti bassi e piuttosto tozzi, perché il rapporto volume-superficie si disperde meno calore, no? Cioè se c'è meno superficie. Poi il colore della pelle, siamo tutti quanti, sono cose note, la distribuzione dei depositi atiposi, la forma del naso, cioè le popolazioni che vivono in climi freddi sono caratterizzate sempre da nasi abbastanza pronunciati. Perché? Perché ovviamente per la selezione che è facile capire che cosa fa. Se uno non ha il naso abbastanza sviluppato per poter riscaldare l'aria in entrata, l'aria va dentro nelle vie aeree, qui c'è ovviamente un insulto, questo fa venire una bronchite e polmonite e si muore, perché una volta non c'erano gli antibiotici, si moriva e via. Ecco, quindi poi l'intolleranza al lattosio è un'altra caratteristica che è distribuita in maniera diversa. Ci sono popolazioni che non hanno mai avuto esperienza di latte, vaccino, mentre invece popolazioni più della Germania non hanno intolleranza al lattosio, perché in realtà
derivano da popolazioni che vivevano sostanzialmente solo di latte e dei derivati. Poi la capacità di risposta di tipo allergico che ho già detto. Qui ci sono una distribuzione delle varie popolazioni originarie cosiddette polinesiane, melanesiane, micronesiane, australiani, asiatici, africani, europei e americani. Americani originari sono quelli che sono arrivati dopo. Allora, si sono chiesti i ricercatori da sempre, ma di più adesso, negli ultimi tempi, se vi sia una diversità genetica tra popolazioni umane e se ci sia questa, e quanto sia questa differenza, questa diversità. Perché? Perché sapete bene che il problema della razza, no? Il problema che è stato sempre riportato alla superficie e quando non è alla superficie comunque scava nel profondo, insomma. Allora hanno fatto adesso, diciamo qualche anno fa, un'analisi tra popolazioni umane diverse, confrontando il genoma umano, quindi confrontando i genomi umani di individui appartenenti a popolazioni diverse. Un numero sufficiente ovviamente per fare questi confronti. Bene, l'80% delle differenze è all'interno del gruppo etnico. Il gruppo etnico sono persone che condividono la religione, la storia, la lingua, eccetera, eccetera. No? Quindi quelli che vivono insieme in un gruppo, diciamo, culturalmente omogeneo, che quindi si sposano fra di loro, si intende popolazione grande, non è tra familiari. Quindi, per esempio, non so, i cinesi di cantonesi, insomma. 9% è tra gruppi etnici o linguistici all'interno di quelle che una volta veniva definita una razza, per esempio i cantonesi e i giapponesi, che sono molto lontani anche geograficamente e anche culturalmente, e poi c'è un 6%, quindi un 6% tra asiatici e caucasici. Quindi è chiaro che la differenza tra asiatici e caucasici, cioè tra bianchi e gialli, tanto per usare dei termini orrendi, è soltanto del 6%. Tutto il resto della diversità è tutta all'interno di questi gruppi. La cosa che è interessante è che qui vedete 3 persone, quello in basso a destra è Watson, quell'altro si chiama Venter, che è Craig Venter, quello che è, e l'altro invece Sick, che è quello responsabile del progetto Genoma giapponese. Allora, questi 3, dato che responsabili di progetti Genoma, si sono fatti ovviamente per primi fare il loro genoma, quindi esaminare il loro genoma. E poi allora è stato possibile confrontare questi genomi. D'altra parte Watson e Craig Venter derivavano dalla popolazione, diciamo, anglosassone, e viceversa Sikh da una popolazione ovviamente giapponese, quindi molto molto distante. Bene, se voi guardate questi numeri, i numeri che sono 481.770, 569.912, 461.281, vedete che ci sono meno uguaglianze, meno somiglianza genomica, 461.281 tra Watson e Venter, che non tra Venter e Sick e tra Watson e Sick. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente questa cosa di attaccare un'etichetta di appartenenza a una, virgolette, razza, chiuse virgolette, non ha nessun senso. Quindi non esiste nessun presupposto per poter parlare di razza nella specie umana. Ma questo qui è un discorso che ce lo teniamo noi, perché ce lo teniamo qui come verità, virgolette, basata su dei riscontri scientifici. Perché questo non convince nessuno. Se voi andate a raccontare questa cosa a uno che è razzista, non cambia la sua idea, perché non c'è modo di cambiare la testa della gente. Perché?
Perché dopo l'appiglio che cos'è? Che esistono significative differenze tra comunità di umani basate dal fatto che una comunità ha un'omogeneità di lingua, di tradizioni, di memorie storiche, di religione e magari originariamente era stanziata in un determinato territorio. E queste differenze, che magari si associano a qualcosa che somiglia a una differenza morfologica, naturalmente fa scattare il discorso del razzismo. Razzismo che vuol dire intolleranza, intolleranza per la diversità. Ecco. Allora, questo è un discorso molto importante, perché prima di tutto è bene parlare di gruppi etnici, non bisogna usare altri termini, cioè spiegare che ci sono dei gruppi di umani che sono tenuti insieme dalla loro comune radice storica, dalla loro comune lingua, dalla loro comune religione, eccetera, eccetera. Quello che è. Ma, questa è la cosa importante, che questi non sono, hanno meno diritti o qualcuno ha più diritti perché sono diversi. Il problema dei diritti è un'altra cosa. Cioè, il problema dei diritti è che tutti quanti quelli che vivono in una certa comunità che è regolata da leggi, questi hanno tutti nei paesi in cui c'è democrazia, hanno tutti gli stessi diritti. Allora, è sotto gli occhi di tutti che il raggiungimento della piena uguaglianza dei diritti, a prescindere dal gruppo etnico di appartenenza, è difficile perfino in grandi paesi, cioè Stati Uniti. Pensate agli Stati Uniti, le tensioni che ci sono ancora oggi, i neri, per esempio, cosiddetti, cioè gli afroamericani. Nella Federazione Russa, anche lì non se ne parla, ci sono delle comunità isolate che hanno certamente meno diritti. Queste sono tutte notizie che in Cina lo stesso, no? Gli uiguri oppure qualcosa. Cioè, e nei paesi europei, non dimentichiamoci che nei paesi europei non si può certo dire che c'è uguaglianza dei diritti anche in Italia, voglio dire, non stiamo a cercare le cose. Allora, che cos'è che si può dire? Perché viviamo in un tempo molto difficile, in cui se da una parte deve essere assolutamente affermato l'uguaglianza dei diritti, bisogna poi saperlo gestire, perché non c'è dubbio che ogni gruppo etnico ha le sue tradizioni. Allora com'è che si fa a mediare questa cosa che uno deve mantenere le tradizioni, eccetera, eccetera? Beh, il punto di incrocio deve essere una regola riconosciuta a tutti. Allora, chi vive nei paesi occidentali europei vive in paesi in cui la tradizione culturale recente che accomuna tutti è stata la rivoluzione francese. È inutile dirlo, non è la comune origine, la religione, eccetera. È stata la rivoluzione francese, che è la fondazione di tutte quante le democrazie. E quali erano i termini, come si può dire, gli slogan della rivoluzione francese? Liberté, égalité, fraternité. Libertà, uguaglianza, fratellanza. Questa è la cosa importante. Allora, se voi guardate, anche gli altri ci tengono a queste cose. Libertà, uguaglianza, fratellanza. Tutti, perché è l'interesse di tutti. Ma dov'è che c'è lo snodo critico? Che le istituzioni devono essere laiche. Perché se l'istituzione non è laica non si può convincere nessuno che quei diritti, libertà, eguaglianza e fraternità vengano condivisi e vengano applicati. E naturalmente è compito delle istituzioni di operare nell'ambito di questa visione laica a garantire i diritti. E la scuola è fondamentale, perché nella scuola si creano i presupposti per questo. La scuola, la scuola statale, cosiddetta, è la scuola che deve essere laica. Laica non vuol dire essere contraria alle religioni, ma dare diritto a tutti. Ecco, questo mi pare che sia un punto fondamentale. E su questo punto io chiuderei, perché non è un richiamo che faccio a voi, ma è un discorso un po' come ho fatto altre volte, di riflessione generale. Perché, ripeto, i ragazzi che avete, i bambini e bambine che avete adesso come scolari saranno i cittadini domani e quindi è importantissimo che crescano con alcuni punti di riferimento
certi, e questo credo che libertà, egalità e fraternità siano dei punti che sono da tutti condivisibili e che devono essere da tutti rispettati. Io chiuderei qui. Vi dico però che nel PowerPoint poi c'è una appendice che è gli origini della popolazione del Veneto, che adesso non faccio vedere, ma che permettono di capire come la popolazione del Veneto non abbia una razza, non abbia una discendenza celtica, ma sia una mescolanza di popoli che nel corso dei secoli, dei millenni, si sono succeduti, si sono mescolati, eccetera. Quindi noi siamo anche noi una società composita, ancora prima che ci fosse l'attuale come si potrebbe dire, inizio di una società multietnica che è molto recente. Bene, vi ringrazio, possiamo adesso chiudere il collegamento e apriamo le discussioni nelle varie sedi. Grazie.